in collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti. A Bagnolo San Vito. Buonasera e benvenuti a questa ultima puntata di Confini oltre l'agricoltura. Siamo arrivati al termine di questa stagione televisiva e per questa ultima puntata abbiamo scelto di riproporvi i momenti più importanti di questo lungo percorso insieme iniziato in ottobre. Abbiamo parlato in queste settimane naturalmente di agricoltura e di agroalimentare, ma anche di energie alternative, di Made in Italy e naturalmente delle problematiche che affliggono il settore primario, dall'IMU, l'accesso al credito, al caro gasolio. Iniziamo riproponendovi un dibattito che ha segnato e che continua a segnare l'attualità per quanto riguarda l'agricoltura. Stiamo parlando della questione quote latte. In questo primo contributo tratto dalla puntata del 27 febbraio 2012, il punto di vista degli onorevoli Marco Carra e Fabio Rainieri proprio sulla questione quote latte, tutti e due ospiti di Confini. Qualcuno dotato di senso dell'ironia non esiterebbe a definirla una telenovela imbottita di intrighi e colpi di scena, se non fosse che gli allevatori e i produttori di latte la loro dose di ironia l'hanno già finita da un pezzo. Il sistema delle quote risale al 1984 e aveva lo scopo di contenere la produzione europea di latte per evitare che il mercato venisse soffocato da un'offerta eccessiva. Quando fu negoziato a Bruxelles, ministro italiano dell'agricoltura era Filippo Maria Pandolfi, che scegliendo come anno di riferimento il 1983 propose una quota annua di 9 milioni di tonnellate sulla base dei dati statistici forniti dall'Istat. Un errore grossolano che configurava una produzione di molto inferiore a quella reale. Le associazioni di categoria si affrettarono a rilevare lo sbaglio, ma sia il Dicastero sia le autorità di Bruxelles alla fine presero per buone le cifre fornite. Lo stesso Pandolfi assicurò che le multe non sarebbero state mai applicate all'Italia in base a un fantomatico accordo tacito per escluderla dall'applicazione di eventuali sanzioni dissuasive. Le cose sono andate ben diversamente. Dal 1988 a oggi l'Italia ha pagato all'Unione Europea 4 miliardi e 407 milioni di euro, di cui 1 miliardo e 870 milioni versati direttamente dai contribuenti. Solo nel 2003 viene varata la legge Alemanno, allora ministro dell'agricoltura, che dando forma alle sollecitazioni di Bruxelles impone agli allevatori di farsi carico interamente delle multe, prevedendo la rateizzazione in 14 anni. Aderiscono 15.385 produttori. Segue a ruota nel 2009 la legge 33, che porta alla rateizzazione delle multe in 30 anni e punta a sanare la posizione di altri 2.490 allevatori. In realtà solo 332 accetteranno la nuova formula. Nel frattempo la Lega Nord va al governo e chiede e ottiene la proroga del pagamento della prima scadenza delle rate fissata per il 30 giugno 2010. Sempre nel 2009 esplode lo scandalo delle vacche fantasma. Da un'indagine commissionata dal ministro Zaia, i carabinieri portano alla luce un numero impressionante di capi inesistenti, si parla di 300.000 animali. Agea, l'ente pagatore dello Stato per i fondi comunitari, contesta gli errori ed è pronta a inviare le cartelle esattoriali. Le multe vanno pagate. È a quel punto che interviene la politica. Il presidente di Agea, Dario Fruscio, ex senatore della Lega,
Lega viene esautorato e l'Agea commissariata. Al MIPAF intanto arriva Francesco Saverio Romano, che chiede la creazione di un'altra commissione di indagine per mettere a confronto i dati riportati dai carabinieri e quelli di Agea. Il pagamento delle multe viene dunque nuovamente prorogato, anche se in maniera indiretta. Arriviamo ai giorni nostri. A poche ore dall'insediamento il neo ministro Mario Catania dichiara: le multe vanno pagate, mentre Fruscio viene riabilitato alla presidenza di Agea. È il 9 febbraio quando sulle pagine di Italia Oggi viene annunciata la firma di un presunto accordo tra il premier Monti e Umberto Bossi per agevolare l'accesso degli splafonatori alla rateizzazione delle multe non pagate. Una sanatoria, insomma. Ma il ministro Catania si appresta a smentire, ribadendo la linea dura del governo nei confronti dei 1500 allevatori ribelli. La legge va applicata e fuori discussione, ha detto Catania. Non ci possono essere e non ci saranno sanatorie né condoni parziali o totali. Chi ha pagato? Ha pagato una parte, cioè coloro che avevano una piccola multa da pagare. Chi non ha pagato? Non ha pagato coloro che ritengono che il sistema delle quote latte non è giusto, non è veritiero, e come dicevo prima, e comunque io ho i dati anche qui, se poi vogliamo possiamo darci un'occhiata, non c'è la certezza che in Italia il sistema quote latte sia così giusto, esatto, come invece ce la stanno vendendo. Io vorrei anche smentire il ministro Catania, che oggi è ministro ma fino a ieri era un funzionario del ministero, ed è presente il suo nome anche nelle relazioni di cui accennavo prima, come uno che ha gestito il sistema. Lui era nel Dipartimento Europa, quindi andava lui a trattare in Europa la questione quote latte, e mi viene da dire che se lui dice che i dati erano veritieri, insomma qualche problema ci deve essere. Andrei a verificare un pochettino più a fondo la questione. Anche perché c'è una lettera che poi è balzata così agli onori della cronaca nelle ultime ore. Esatto. Io però, Rainieri, e lo chiedo questo anche a Carra, il fatto di dire non pago perché non lo ritengo un sistema giusto, corretto. No, comunque... non è questo, nessuno ha mai detto quello. Noi abbiamo sempre detto che non paghiamo finché non si certificano esattamente i numeri. Cioè, se date le verifiche fatte in modo capillare, in modo serio e da persone capaci, come hanno fatto i carabinieri del Ministero, mi viene detto che la produzione è eccedentaria alla mia quota, noi siamo pronti a pagare. Ma non lo siamo oggi e non lo saremo fino al momento in cui questo non avverrà, tant'è che noi non paghiamo, non perché ci svegliamo male al mattino, ma perché in questi anni, finché ce n'è stata data la possibilità, e anche in questo bisognerebbe ragionarne un pochettino più a lungo, i tribunali italiani ci hanno dato ragione. Abbiamo delle sentenze definitive dove le multe venivano annullate. Quindi... Carra, ha ragione Rainieri? Ma io parto da un presupposto di altro tipo, e cioè, torno al 2010, siccome da questo punto di vista la penso in modo identico all'onorevole Rainieri, e cioè, io ho un'alta fiducia delle istituzioni di questo Paese, quindi dei carabinieri. Insomma, questo è un punto fermo che... Allora, i carabinieri, il nucleo del Ministero delle Politiche Agricole ha detto alcune cose, e cioè quello che è stato qui richiamato, non riprendo, da parte di Rainieri. A distanza di 2 mesi, ho cercato anch'io di portarmi un po' di materiale giusto per testimoniare anche nel concreto che su questa vicenda occorre essere molto laici, non ideologici, perché è del tutto evidente che se le multe non vanno pagate, chi le ha pagate deve essere indennizzato. Se viceversa vanno pagate, le multe devono essere pagate. Allora, quando uscì l'indagine, l'esito dell'indagine dei Carabinieri, ribadisco, abbiamo presentato un atto parlamentare, penso a mia prima firma, dove si chiedeva all'allora ministro Galan: caro ministro, se i Carabinieri hanno ragione, era, se vogliamo, un atto un po' provocatorio, ma se i Carabinieri hanno ragione, occorre restituire tutti i soldi a chi ha pagato fino ad ora. A quell'interrogazione non è stata data nemmeno risposta, perché nel frattempo, non perché non si è voluto, ma nel frattempo, il 30 giugno 2010, il ministro Galan
e qui giova ricordare che non è un ministro di un governo sostenuto dal PD. Qui l'amico Rainieri, tutta la Lega, sosteneva quell'esecutivo e quindi sosteneva anche Galan. Viene in Commissione Agricoltura e dice che di fronte all'esito dei Carabinieri anch'egli, diciamo, si è un attimo fermato, perché dice le stesse cose che abbiamo detto. Dopodiché ha incaricato un dipartimento del Ministero, AGEA e il commissario straordinario delle quote latte, il dottor Gulinelli. Appunto. Ma AGEA, ricordo però, lo ha già fatto lei in apertura, era ed è tuttora guidata da un esponente della Lega, fortemente voluto dalla Lega, che è il dottor Fruscio o Fruscio. Quindi voglio dire, diciamo che era una commissione, questo un gruppo di lavoro piuttosto eterogeneo che metteva insieme soggetti e figure di profilo politico e culturale trasversale. Ebbene, l'esito di questa ulteriore verifica è un po' questo, cioè che i risultati hanno consentito di fugare qualsiasi perplessità avanzata nella relazione del comando dei Carabinieri e di concludere con assoluta tranquillità che nessun elemento oggettivo induce a mettere in discussione la validità delle procedure svolte negli scorsi anni per l'accertamento del prelievo. Io ripeto, in modo estremamente laico e senza pregiudizi, dico a sto punto, per quanto mi riguarda, lo dice peraltro il ministro di un governo a me avversario, quindi sono talmente laico da prendere per buono quello che mi viene detto, dico, beh, allora a questo punto... In quanto da avversario mi sembra che oggi stiate governando insieme. Ma all'epoca però... Forse era già una prova tecnica ma di... no, ma non di già, era il 2010, voglio dire, ancora il governo Berlusconi è caduto nel 2011. Però io non voglio fare delle dietrologie, non voglio utilizzare delle dietrologie, ribadisco il nostro atteggiamento laico, di fronte ai Carabinieri ci fermiamo un attimo, chiediamo ulteriori verifiche, il Ministero le sviluppa nel modo che ho testé ricordato, l'esito è questo, per quanto mi riguarda la vicenda è chiusa. Dopodiché oggi riesplode su organi di informazione, diciamo così, nazionale, anche da questo punto di vista. Posso fare una domanda? Scusa, ti interrompo. Posso fare una domanda cara? Prego. Metteresti il lupo a guardia del pollaio? Io, no, rispondimi. rispondimi. Certo che no, che il lupo certo che no, bene. Allora, del pollaio. Il ministro Galan ha dato in mano alle stesse persone che sono state riconosciute come coloro che hanno preso in mano il sistema delle quote latte in tutti questi anni, dove non una commissione, non un ministro della Lega, ma ministro Pinto, Romano Prodi, quindi non di destra, 96. E altre commissioni hanno stabilito quello che dicevo prima. Per cui se io, ministro, affido la risposta a chi è stato indagato, ricordiamoci che queste persone sono state anche indagate, è stato accusato di aver falsificato i dati e avere una corresponsabilità nel sistema che oggi andiamo a discutere, a mettere in discussione, beh, allora io ho qualche dubbio che la risposta possa essere di un altro tipo. Torno a dirti, se tu chiedi a Totorina se è mafioso, lui ti dice di no probabilmente. Bene, a Confini abbiamo parlato di quote latte, di produzione lattiero-casearia, ma anche di un altro importante comparto, quello ortofrutticolo. Nella puntata del 30 gennaio 2012 siamo partiti dall'attualità, in particolare dallo sciopero degli autotrasportatori che ha letteralmente messo in ginocchio l'agricoltura nazionale, per parlare dello stato di salute della produzione di frutta e verdura nel Mantovano, all'indomani di un'altra pesante crisi, quella derivata dalla psicosi Escherichia coli. In studio con noi c'erano Francesca Nadalini, vicepresidente dell'OP Melone di Sermide, e un produttore di Castiglione delle Stiviere, Graziano Poli. Sentiamo. Lo sciopero dei forconi prima e degli autotrasportatori dopo ha messo in ginocchio l'economia agricola italiana, un'economia che si muove prevalentemente su gomma. Basti pensare che l'88,3% delle merci del bel paese, in pratica 9 prodotti alimentari su 10, si spostano dal campo allo scaffale del supermercato. Mentre la situazione si avvia lentamente verso la normalità, le organizzazioni agricole cominciano a fare la conta dei danni. Secondo Coldiretti, le ripercussioni per l'agroalimentare
agroalimentare made in Italy si attestano sui 150 milioni di euro, cui si aggiunge l'aspetto occupazionale che riguarda giovani e immigrati, vale a dire la maggior parte della manodopera impegnata nel settore agroalimentare a tempo determinato. Almeno 100.000 i lavoratori impiegati nella trasformazione dei prodotti alimentari deperibili come fiori, frutta e verdura che non hanno potuto recarsi al lavoro a causa del blocco alla circolazione provocato dallo sciopero dei tir. E la conferma delle gravissime perdite che l'agricoltura ha subito per colpa dello sciopero degli autotrasportatori arriva anche da Confagricoltura. Nel settore della distribuzione si stima che a livello nazionale sia stato consegnato ai punti vendita della GDO circa il 60% del quantitativo medio abituale di prodotti deperibili come carne, ortofrutta, formaggi. In altre parole, un buon 40% di produzioni non ha potuto raggiungere i mercati e le aree di stoccaggio. Considerando tutte le attività paralizzate dallo sciopero dei tir, dalla coltivazione alla raccolta, dalla trasformazione alla vendita, la perdita secca per l'intera filiera agroalimentare italiana toccherebbe, secondo la CIA, addirittura i 200 milioni di euro. Ancora oggi 2 aziende ortofrutticole su 3 non riescono a conferire il prodotto. Un colpo durissimo per i nostri produttori, evidenzia l'organizzazione, tanto più che le aziende agricole già devono fare i conti con il caro gasolio, aumentato in 2 anni del 150%, con un aggravio di spesa di 5.000 euro ad impresa e con le misure della manovra che costituiscono una vera e propria patrimoniale in campo. Adalini, partiamo da lei. Io vorrei capire più che altro se ci sono state delle conseguenze dal punto di vista pratico, quindi delle consegne, dei rifornimenti sul mantovano, cioè il blocco dei tir ha avuto delle conseguenze, delle ripercussioni in concreto? Allora, diciamo che va fatto il dovuto distinguo rispetto al prodotto, nel senso che la zona del mantovano è una zona a forte allevamento bovino e quindi produzione di latte, però c'è da fare una distinzione perché la maggior parte del latte mantovano viene destinata alla produzione di parmigiano e di grana, quindi in questo caso la filiera è molto corta e quindi non ci sono state particolari problematiche perché le cooperative avevano il proprio camioncino a disposizione, quindi riuscivano a conferire in centrale, o comunque perché anche le stesse centrali hanno un sistema di trasporti organizzato. Dall'altro lato solo il 5% è destinato al latte alimentare e lì sì ci sono state delle complicazioni. Quello che è successo nell'ortofrutta è stato, allora ci sono delle realtà che collaborano anche con ditte siciliane, quindi chi ha, diciamo, offre un servizio alla grande distribuzione, quindi oltre ai prodotti locali riesce anche ad avere delle produzioni dalla Sicilia di pomodorini ad esempio, chiaramente ha subito dei danni enormi perché mancava sia l'approvvigionamento della materia prima e sia quello che era già in stoccaggio presso le aziende non è stata distribuita presso i punti vendita. Quindi si parla di perdite anche? Perdite sì, quantificabile, cioè per ogni azienda a seconda del prodotto, ma delle grosse perdite. Quindi questa realtà effettivamente è stata d'impatto, diciamo più per la parte di ortofrutticoltura che non riusciva poi eventualmente ad andare alle piattaforme di distribuzione e da lì, perché anche c'è da fare il distinguo rispetto al discorso del trasporto. Certo. Cioè, c'era uno sciopero che era autorizzato, che era quello indetto dal sindacato, e poi c'erano delle iniziative autonome che non erano contemplate, non erano registrate in questura dei blocchi, che sono stati poi quelli che hanno fatto scalpore, creando danni e creando danni agli autotrasportatori, insomma. Certo. L'ortofrutta, e ci avviamo a vedere anche il prossimo servizio, esce da un periodo fortemente critico, stiamo parlando del 2011, noi abbiamo parlato proprio del blocco dei tir, ma di fatto questo è l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, insomma, perché la situazione era già critica da prima, anche a livello provinciale. E noi andiamo a vedere proprio il prossimo servizio che ci parla di questa crisi attraversata dal settore dell'ortofrutta nell'estate del 2011 di fatto, e poi torniamo in studio proprio per vedere quali sono state le conseguenze e quali anche le previsioni per il 2012.
Il blocco dei tir rappresenta soltanto l'ultimo di una serie di duri colpi inferti al settore ortofrutticolo italiano. Proprio nel 2011 il comparto ha attraversato infatti una delle crisi più profonde degli ultimi decenni. A provocarla un mix letale di fattori, l'eccesso di frutta prodotta in primo luogo, ma anche la psicosi da Escherichia coli, il crollo dei prezzi al campo e l'impennata di quelli nei negozi e nei supermercati, senza dimenticare la palese inadeguatezza delle normative comunitarie per la prevenzione e la gestione delle crisi di mercato. 5,5 kg di frutta pagati come una tazzina di caffè, cassette svendute a 20 centesimi al chilo, ampiamente al di sotto dei costi di produzione, agricoltori costretti ad abbattere le piante, sono stati tristi episodi che hanno scandito i mesi estivi. Un esempio: per le pesche pagate al produttore la metà rispetto a 10 anni fa, sono stati registrati rincari del 427% nel passaggio dal campo alla tavola. Tutto questo proprio mentre i consumatori devono paradossalmente rinunciare all'acquisto della frutta a causa degli alti prezzi di vendita praticati nei supermercati, frutto avvelenato delle distorsioni, delle inefficienze e delle eccessive intermediazioni all'interno delle filiere. Secondo la Coldiretti, gli acquisti di frutta e verdura negli ultimi 10 anni sono passati da 450 kg annui per famiglia agli attuali 350, con una riduzione del 22%. A Mantova l'ultima annata agraria ha fatto registrare forti difficoltà proprio per le produzioni frutticole, settore per il quale il 2011, almeno dal punto di vista dei prezzi, risulta il peggiore degli ultimi 20 anni. Per le pesche e le pere, pur in presenza di buone produzioni e ottima qualità, i prezzi si sono tenuti al di sotto dei costi produttivi, tanto che in certi casi non è convenuto nemmeno raccogliere. Migliore la situazione per i meloni e per le angurie, con prezzi negativi nella prima fase di produzione e via via crescenti nella seconda fase. Eccoci in studio. Poli, lei che è un produttore, che cosa è successo di fatto nel 2011? Nel 2011 è successo un po' quello che è successo anche nel 2010, 2009, insomma torniamo indietro qualche anno. Diciamo C'è chi dice che questa crisi comunque non è del 2011, no, non è del 2011, già da un po' che si trascina. È già da un po', insomma, la gente per il potere d'acquisto secondo me è sempre meno, vediamo che ormai comprano a numero, non si compra più a cassette, non si fa più la spesa in previsione della settimana, la gente penso che compri in previsione di un paio di giorni, il terzo si vedrà quello che si mangerà, insomma. Lei tra l'altro mi diceva prima, insomma non si tende più a conservare comunque la verdura, no? Magari si tende a fare la marmellata piuttosto che la verdura sott'olio, sott'aceto, la conserva addirittura. Vero, e lei mi diceva proprio, adesso sì c'è qualche nonna magari che lo fa, però sono pochissime, sono pochissime sulla punta ormai, delle dita. Quindi... Infatti. Purtroppo è così, lavorando sia la moglie che il marito, secondo me tempo ce n'è sempre meno e la gente tende a comprare roba pronta, insomma. Certo. Vediamo anche la filiera della quarta gamma, della terza gamma, che sui mercati va molto di più del prodotto fresco, tipo le insalate. Certo. E purtroppo questa qui, io premetto che non voglio parlare male di questa filiera, però insomma ha un costo 10 volte superiore a quella che è la gamba di lattuga fresca. È costi normale. superiori determinati da che cosa? Determinati dal procedimento che c'è a farla, insomma, le serre, il riscaldamento, i macchinari per lavarla, imbustarla, poi le buste stesse, l'etichetta e tutto quello che ci va dietro, insomma. E mi faceva una proporzione, tra l'altro, mi diceva, ma per i 2 euro sì, un pacchetto di una bustina insalata. di insalata pulita, è un 100 grammi mi sembra, e penso che la vendano tra l'1,50 e i 2 euro, insomma. Vorrebbe dire 20 euro al chilo. Ecco, quindi con quei 2 euro se ne comprerebbe Con quei 2 euro quella... ne compra un chilo. E con una bustina di 100 grammi io non so fino a che punto si possa mangiare abbastanza insalata in una famiglia di 4 persone. Insomma, sì, 2 foglioline proprio per far vedere che c'è la bustina di insalata. Un po' di verde, insomma, nel piatto. Senta Nadalini, come si è abbattuta questa crisi nel Mantovano, la crisi dell'ortofrutta, al di là del blocco dei tir? Questo nel 2011 c'è stato effettivamente un impatto importante.
perché per quanto riguarda, io parlo anche per la situazione meloni, ma soprattutto le angurie, perché hanno chiaramente un lasso temporale di produzione più corto e quindi non si giovano, diciamo, degli andamenti ciclici del mercato. Le angurie quest'anno è stato un disastro. Io qua ho dei dati della Coldiretti che al produttore quantificano una media, ma 19 centesimi, che secondo me è anche ottimista, perché veramente c'è stato un periodo dove in Campania all'ingrosso, che insomma un po' il metodo di vendita tradizionale, le angurie venivano vendute a 10, 9, 8 centesimi al chilo. Quindi parliamo di prezzi proprio per una sovrabbondanza, sovrapproduzione. Certo. È chiaro che uno dei motivi principali per cui c'è stata così tanta produzione è stato il clima. Abbiamo avuto un clima estremamente favorevole sia in fase di allegagione dei frutti e sia in fase di coltivazione. E quindi questo ha fatto sì che anche sui meloni ci sia stato un 20% di produzione in più. Stesso discorso per le pere, cioè le pere effettivamente ci sono state, hanno avuto molti più frutti per pianta, però magari anche con calibri più piccoli. Certo. Quindi questo, quando dopo ci sono dei calibri piccoli, si tende a buttare giù il prezzo del prodotto, perché tanto c'è anche quello piccolo che costa meno. Quindi i dati parlano di un rincaro, insomma, cioè di un abbassamento dei prezzi alla produzione e viceversa di un accrescimento dal 300 al 400% nella vendita al consumatore. Quindi quando il consumatore rincaro lungo non ha la questa filiera. percezione di abbondanza, ma vede dei prezzi più o meno stabili, li compra senza essere invogliato a comprarne di più. Insomma. Certo. Quindi è un equilibrio difficile quello del prezzo lungo la filiera proprio. Nel 2011, tra l'altro, oltre a queste problematiche, si è aggiunta anche l'allarme Escherichia-coli. Abbiamo avuto conseguenze qua a Mantova? L'impatto c'è stato? C'è stato dal punto di vista della produzione, nel senso non sono grandi produzioni di cetrioli perché il Veneto in proporzione nella provincia di Verona ne produce molti di più, però il cetriolo è stato completamente fermo da maggio ad agosto, più o meno, come mercato di vendita. Indirettamente, cioè, secondo me, dalla percezione c'è stata un po' di allerta. Questo diciamo soprattutto però riguardo le cucurbitacee, quindi i cetrioli, insomma, i meloni, perché usciva questa parola cucurbitacee, quindi quando venivano elencati i nomi dei prodotti si creava allarmismo anche vicino ai simili. Ecco. Certo. In realtà in Italia il prodotto italiano penso che abbia, insomma, sia tutelato a livello sanitario molto più della media europea e che quindi anche questo sia stato un errore, insomma. Bene, ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Confini oltre l'agricoltura. A fra poco. Eccoci di nuovo in studio, ultima puntata di Confini oltre l'agricoltura. Stiamo ripercorrendo le tappe più importanti di questa lunga stagione televisiva e allora Confini ha sempre tenuto d'occhio, come ovvio, l'attualità. E allora è diventato inevitabile a un certo punto parlare anche dell'IMU e delle sue conseguenze sul comparto agricolo. Noi ne abbiamo parlato per la prima volta nella puntata del 9 gennaio 2012, cui hanno fatto seguito ovviamente tantissimi altri interventi da parte delle organizzazioni di settore. Noi sentiamo ora l'intervento dell'assessore provinciale all'agricoltura e all'agroalimentare Maurizio Castelli e del presidente di Confagricoltura Mantova Andrea Pagliari. Il mondo agricolo, lo dicevamo prima, trema di fronte alla manovra Monti. Le tre organizzazioni di settore, Confagricoltura ma anche CIA e Coldiretti, chiedono a gran voce la correzione del provvedimento che minaccia di far scomparire a livello nazionale 500.000 di aziende sotto i 20 ettari. Ecco allora che cosa prevede in breve la manovra, come ha reagito il comparto agricolo di fronte all'introduzione dei due punti più controversi della manovra, appunto l'IMU e la tassazione sui fabbricati rurali. Andiamo a vedere il servizio.
Un terremoto che minaccia di ridurre in macerie l'intero settore primario, così viene vista la cosiddetta manovra Salva Italia da Confagricoltura, Coldiretti e CIA. Una posizione unanime e trasversale che lascia presagire tutto il peso di un provvedimento dagli effetti alienanti sul comparto e sulle imprese. Stando alla denuncia delle 3 associazioni di categoria, la manovra si abbatterà sul mondo dell'agricoltura mettendo a rischio la sopravvivenza di 500.000 di aziende sotto i 20 ettari. Tutti gli investimenti compiuti sui fronti della sicurezza, della qualità e dell'innovazione potrebbero essere cancellati con un colpo di spugna, annullando in tal modo la superiorità dell'Italia nei confronti dei competitor europei. Così com'è, questa manovra brucia il 10% del valore aggiunto prodotto in agricoltura, innescando una vera emergenza sociale oltre che economica, ha messo in guardia il presidente di Confagricoltura Mario Guidi. Il maggior impatto sulle aziende arriverà dalla tassazione su terreni e fabbricati, con l'applicazione dell'IMU e delle disposizioni che vengono introdotte ex novo a proposito dei fabbricati rurali, da sempre inseriti nel valore dei terreni, ora invece oggetto di un tributo specifico aggiuntivo. In pratica, precisa Confagricoltura, viene attuata una doppia tassazione sui fabbricati rurali, il cui reddito era già ricompreso in quello dei terreni. Gli incrementi di tassazione potrebbero toccare il valore record del 400% per un aumento complessivo e insostenibile stimato in 1 miliardo di euro, afferma il presidente di Coldiretti Sergio Marini. Un aumento che rischia di mettere fuori mercato, aggiunge il presidente della CIA Giuseppe Politi, migliaia di aziende per le quali la terra, così come la stalla o la cascina, sono strumenti di lavoro. Tutti devono sobbarcarsi i medesimi sacrifici, è vero, affermano le 3 organizzazioni, ma l'agricoltura italiana, già piagata dalla crisi, con questa manovra sfiora il tracollo. Resta da capire quanto spazio rimane per correggere un decreto che rischia di rendere la situazione delle imprese agricole, già di per sé difficile, ancora più drammatica. Eccoci in studio. Assessore Castelli, io partirei proprio da lei e partirei da una fotografia dell'agricoltura mantovana a inizio 2012. La manovra Monti, Assessore, in quale contesto si inserisce in questo momento e soprattutto che cosa eredita dal 2011 nel bene e nel male il settore primario? Tanto partirei da un complimento, se possibile, signora Valentina, perché a me è piaciuto molto, piace molto il titolo di questa vostra trasmissione, ma è un complimento anche interessato, perché oltre i confini sta proprio a dire che noi parliamo di agricoltura, ma soprattutto a Mantova, soprattutto nella Valle Padana, ecco, è più importante ed è più giusto parlare di agroalimentare, perché si produce ma si trasforma. E questo è importante da dire, perché quando diciamo l'agricoltura va male, ma insomma bisogna pensarci bene, cioè qui non va almeno così male come può andare in altre regioni italiane, proprio perché c'è questa grande trasformazione. Certo. Quindi questo è un carattere particolare e lo dico molto volentieri, perché allora noi parliamo in genere di sistema agroalimentare, benissimo. Osserviamo che cosa è avvenuto particolarmente a Mantova, perché è la cosa della quale mi intendo un po' di più. Allora, è un sistema che non ha diminuito il proprio fatturato in questi anni di crisi, che non ha licenziato, è un sistema che è stato capace di integrare la grande immigrazione, circa il 20% degli addetti all'agricoltura sono immigrati. C'è stato qualche episodio, è vero, dico discutibile ma anche grave, però sono episodi molto modesti. Poi è un sistema che è capace di esprimere la ricerca, quella che è la ricerca scientifica. Certo. Abbiamo bisogno di questo. Quindi innovazione. Poi è un sistema di innovazione, è un sistema che è capace di innovazione, poi potremo fare anche degli esempi. E poi è un sistema che conquista nuovi mercati fuori dall'Italia, perché il mercato italiano, lo diciamo tutti, il reddito è in diminuzione. Noi continuiamo, i nostri imprenditori agricoli e dell'agroalimentare continuano a produrre e bisogna cercare nuovi mercati. Non è più il mercato italiano sufficiente per vendere, commercializzare i prodotti dell'agricoltura e dell'agroalimentare mantovano e padano. Quindi, Assessore, lei dice che sostanzialmente l'agricoltura mantovana è un'isola felice quasi?
Se non un'isola dire felice. isola felice è difficile, perché certo è l'agroalimentare, insisto, è in una situazione che non è quella degli altri settori. Allora ecco perché noi possiamo dire che l'agroalimentare mantovano è un esempio e può essere un esempio anche per gli altri settori, per le cose che ho già detto. Allora noi, volendo, come provincia e Camere di Commercio, volendo fare degli esempi, gli esempi non servono solo per... sto parlando di un premio che verrà assegnato il 17 del prossimo mese, che è Sant'Antonio Abate, e ci è parso importante. Certo. E lo attribuiremo come provincia e Camera di Commercio ad una filiera che è la filiera che meglio si è comportata in quest'ultimo anno e che non può che essere a Mantova la filiera lattiero-casearie, perché ci sono dei risultati concreti, certo, anche molto robusti. Perché esempio? Perché effettivamente è dagli esempi che si può copiare ed è dall'esempio che si può dire: guardate che si può fare meglio e si possono probabilmente superare anche questi momenti e anni difficili. Andiamo a sentire proprio che cosa ne pensa Confagricoltura, in particolare il presidente vostro Pagliari, ed è un grido d'allarme quello che lancia la categoria a proposito proprio delle conseguenze della manovra, e Pagliari proprio ci ha detto al microfono: a rischio c'è l'intero patrimonio rurale locale. Andiamo a sentire proprio questa intervista che abbiamo realizzato in esclusiva. La manovra del governo Monti rischia di mettere in ginocchio il settore primario. A lanciare l'allarme Conti alla mano e Confagricoltura, secondo la quale la stangata per le quasi 9.000 imprese mantovane si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro all'anno. Per un'azienda di medie dimensioni, con 25 ettari di terreno, vacche da latte, stalla, fienile e 2 abitazioni, è prevista una cartella esattoriale da quasi 3.500 euro, il 400% in più rispetto alla vecchia ICI che si fermava a 700 euro. Che cosa non vi va giù di questa manovra? Questa manovra intanto ci è stata proposta all'improvviso, senza possibilità di interventi nello specifico della legge. Non c'è stato il tempo e forse neanche la volontà di essere recepiti, e quindi oggi ci troviamo improvvisamente ad avere un aggravio di imposizioni fiscali che difficilmente saranno sopportabili dal mondo agricolo, in particolare da alcune tipologie specifiche di aziende anche del nostro mantovano. Le conseguenze sono sicuramente economiche e sono fortemente peggiorative. L'azienda che prima spendeva 1.000 euro può domani spenderne 3 o anche 4.000. Il problema è che per le tipologie aziendali medie che abbiamo a Mantova, dove ricordo che la media aziendale è di circa 20 ettari, dove questa azienda se non ha specializzazione, un'azienda cerealicola, ovviamente ha delle marginalità relative, questo aggravio di imposta può anche mettere a rischio la sussistenza stessa economica dell'azienda. A livello locale c'è la possibilità, e ci stiamo adoperando in questo senso, di far valere le nostre ragioni verso le amministrazioni locali. A livello regionale stiamo intervenendo sull'ANCI, e i comuni, gli enti locali hanno la possibilità di dimezzare per quanto di competenza l'imposta comunale e l'IMU, quindi stiamo lavorando perché questo si possa concretizzare. Andiamo a sentire un'altra categoria vicina al mondo agricolo, parliamo della categoria degli agromeccanici. Andiamo a vedere proprio come la pensano sulla manovra Monti. Anche loro sono estremamente preoccupati e sono pesanti gli effetti sulla categoria, già penalizzata dall'aumento dell'accisa sui carburanti e dall'accesso al credito diventato sempre più complicato. Sentiamo Sandro Cappellini, direttore di Apima Mantova, associazione che riunisce le imprese di meccanizzazione sul territorio provinciale. La manovra Monti non piace ai contoterzisti, troppe le tasse certo, ma troppe anche le discriminazioni nei confronti di un comparto, quello dell'agromeccanica, già duramente colpito dalla proliferazione del sommerso e dall'assenza di agevolazioni fiscali. Avremmo molto preferito
che invece prima della manovra Salva Italia ci fosse questa manovra sullo sviluppo. Non abbiamo visto una pari equità anche di sacrifici. Si doveva fare un po' più piazza pulita di tutte quelle agevolazioni e mettere tutti, secondo quanto dice la Costituzione, essere in grado di pagare per ciò che si produce effettivamente. Che cosa abbiamo? Abbiamo solamente un aumento di costi. Un aumento di costi per quanto riguarda le rendite catastali, che ci preoccupano molto, anche perché noi abbiamo degli immobili, dei capannoni molto grossi, molto ampi, usando macchinari molto ingombranti, e questo apporterà un costo sulla rivalutazione di questi estimi molto ma molto pesante. Altro tasto dolente per la categoria è l'aumento dell'accisa sui carburanti, cui si aggiunge la questione sempre aperta dell'accesso al credito. Noi tutti gli anni da questi ultimi tempi abbiamo continuato a chiedere almeno la detassazione totale delle accise, essendo grandi consumatori. Perché? Perché noi stiamo anticipando una marea di denaro per poter svolgere le lavorazioni e incide quasi il 50% su questo, incassando poi quando? Forse alla fine dell'anno. Ci stiamo sostituendo alle banche, anche per conto degli agricoltori, facendo queste lavorazioni, e in più abbiamo proprio nel contesto bancario questa grossa difficoltà oramai ad accedere al credito, per il semplice motivo che le banche, diciamolo poi francamente in parole povere, non hanno più soldi da prestarci, o quando intervengono oramai con dei tassi di interesse inaccettabili. Eccoci di nuovo in studio. Naturalmente nel corso di Confine abbiamo parlato di agricoltura, ma abbiamo parlato anche di zootecnia, e allora è diventato quasi automatico parlare dell'allevamento suinicolo e della crisi che lo ha attraversato nei mesi scorsi. Andiamo a sentire due esperti del settore intervenuti nella puntata di Confini del 31 ottobre 2011, Lorenzo Fontanesi, presidente di OPAS, e Gianfranco Caffi, presidente di Prosus. È Mantova la patria di Sua Maestà il maiale. Su queste terre, secondo le cifre fornite dall'assessorato provinciale all'agricoltura, ogni anno si allevano oltre 1.200.000 suini, quasi 3 capi per abitante, il 30% di tutta la Lombardia e il 13% della produzione nazionale. Se ne macellano oltre 2.400.000, mentre il valore della produzione totale, circa 780 milioni di euro nel 2010, è pari al 47% di quello regionale e a oltre il 18% del valore nazionale. Eppure anche un impero così solido ha rischiato il crollo. Lo dicono gli allevatori, lo confermano gli analisti. La crisi del suino sta lentamente rientrando, e se sulla piazza di Mantova fa ancora paura quella lunga serie di laconici non quotato degli ultimi mesi, segno della mancata intesa fra allevatori e industrie di trasformazione, ora consumi ed esportazioni sembrano in ripresa. Le ferite però restano tutte e prendono corpo quando si comincia a snocciolare qualche dato. Uno per tutti: i suinicoltori italiani, unici produttori a livello europeo del suino pesante, devono sostenere costi superiori del 19% rispetto ai colleghi d'Oltralpe, costi legati in gran parte ai prezzi record delle materie prime. Negli ultimi anni è poi cresciuta la quota di allevamenti condotti in Socida, almeno il 30% degli allevamenti mantovani si sarebbe convertito a questo tipo di gestione. Nei giorni scorsi il Ministero dell'Agricoltura ha presentato il suo nuovo piano anticrisi, punto centrale l'eccesso di offerta di suini pesanti da controbilanciare, almeno in parte, attraverso la conversione al suino leggero e la riduzione della produzione. E ancora razionalizzazione degli impianti di macellazione, contrattazione fra allevatori, industria e grande distribuzione organizzata, promozione del suino SQN, sistema qualità nazionale. Gli obiettivi ci sono tutti, resta da capire in che modo e con quali tempi potranno essere realizzati. Bene, Fontanesi, si parla ormai da anni di crisi della suinicoltura, almeno dal 2007-2008, ecco. Qual è la situazione al momento?
Sì, al momento vediamo che c'è un pacato ottimismo perché diciamo, la filiera sta trovando il suo equilibrio. È già dal 2007, quando c'è stata la stesura del piano di settore presso il Ministero, dove si sono stati dati alcuni obiettivi per appunto affrontare questa crisi. Alcuni aspetti sono stati sviluppati e portati in porto, faccio riferimento alla questione della Commissione Unica Nazionale, c'era appunto un grosso problema nelle quotazioni dei suini, quindi come si diceva appunto nel servizio prima, dei non quotati. Oggi la Commissione Unica Nazionale ha trovato un giusto equilibrio ed una quotazione ormai certa del prodotto. I prezzi hanno raggiunto prezzi abbastanza soddisfacenti, non lasciamoci ingannare dal valore assoluto, perché oggi noi stiamo vendendo dei suini che hanno avuto dei costi di produzione molto elevati per effetto del costo alimentare, il problema dei cereali. Abbiamo questo grosso aspetto che ancora non è stato sviluppato, che è quello della programmazione quali-quantitativa. La nostra è una filiera molto importante dedicata appunto alla produzione dei prodotti DOP. Ricordiamo che attorno alla certificazione del nostro suino, nascono 16 DOP, perché non c'è solo i prosciutti di Parma e Saint-Denis, ma ci sono tanti altri prodotti. Però probabilmente in questi anni appunto memori di una suinicoltura comunque molto favorevole, molto fiorente, probabilmente la produzione c'è un po' scappata di mano nei quantitativi. Quindi sarà doveroso nei prossimi tempi affrontare il problema di questa programmazione quali-quantitativa, che non vuole dire assolutamente contingentare la produzione, mettere delle quote, perché abbiamo visto in altri settori i problemi e i danni che sono emersi, ma cercare di capire un po' meglio quello che chiede il mercato nostro interno e anche il mercato del resto del mondo, certo, tenendo ben presente che noi siamo deficitari per un 30% di carne di suino. Lei ha parlato prima di costi, allora chiedo a lei ma anche a Caffi quali sono i costi che incidono maggiormente sulla filiera. Caffi. Beh, innanzitutto condivido pienamente quello che dice Fontanesi per quanto riguarda una breve analisi che ha fatto del comparto. Oggi i costi sicuramente che incidono di più sul costo di produzione sono le materie prime, ovviamente, che in Italia hanno avuto da qualche tempo dei prezzi eccessivamente alti, che non sono sicuramente solo dovuti al mercato, probabilmente hanno inciso altri fattori che hanno portato un innalzamento così incredibile del prezzo delle materie prime. Perché noi parliamo sempre di cereali, ma non dimentichiamoci della proteina nobile che noi usiamo per fare questa DOP, che è la soia, che da tantissimo tempo è a dei prezzi vertiginosi, per cui insomma ci comporta delle spese quotidiane di alimentazione che sono veramente incredibili, senza poi vedere tutti gli altri costi che oggi un allevamento di suini deve sopportare, che sono i costi normali del quotidiano, ma soprattutto i costi dello stare al passo con i tempi per quanto riguarda le strutture, per quanto riguarda tutte queste norme che in Italia sono molto più diciamo esasperate che rispetto agli altri paesi dei nostri partner europei. Ne parleremo del peso della burocrazia. Fontanesi, lei condivide la posizione di Caffi? Sì, io condivido pienamente, ormai l'incidenza del costo alimentare già di per sé ha un'incidenza molto elevata. Poi in questi ultimi anni abbiamo visto i prezzi dei cereali, comunque delle materie prime alimentari, che sono schizzati alle stelle, non solo per la solita regola della domanda e dell'offerta, ma anche proprio per effetti speculativi e utilizzo di questi prodotti in altri settori. E sì, forse in Italia molto più che in altri paesi il costo della burocrazia, dell'adempimento a certe norme incide molto di più che il resto dell'Europa e del mondo in generale, perché spesse volte in Italia
per dare maggiore tranquillità e sicurezza al consumatore si tende a recepire quelle che sono le norme comunitarie in un modo anche molto più restrittivo rispetto a quello che viene chiesto. Molto più rigido forse. Bene, ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo in studio per la terza parte di Confini e ovviamente per i saluti. A fra poco. Terza parte di Confini, oltre l'agricoltura, ultima puntata oggi. Naturalmente non potevamo trascurare, parlando di agricoltura e di agroalimentare in queste settimane, l'ampio capitolo dedicato al Made in Italy. Ne abbiamo parlato con due esperti sul fronte del latte e sul fronte della carne. Alessandro Chiarini, responsabile dell'ufficio legale Consorzio Grana Padano, e Gabriele Caleffi, direttore dell'Associazione Mantovana Allevatori. La puntata è quella del 10 ottobre 2011. Carne che arriva dalla Serbia, formaggi che di italiano hanno solo il nome. Il Made in Italy è a rischio e il pericolo sta lì, sulle nostre tavole, a portata di forchetta. C'è chi parla di agropirateria, chi di agromafia. Il risultato resta però lo stesso. Il 33% dei prodotti italiani sono realizzati con materie importate che vengono solo trasformate nel nostro paese, per poi essere rivendute come prodotti Made in Italy anche all'estero. E che si parli di formaggi, carne, pasta, latte, vini o verdure, il risultato non cambia. I danni ammontano a diversi miliardi di euro, cifre potenzialmente incalcolabili che finiscono nelle tasche della criminalità. Le frodi riguardano la provenienza delle materie prime, ma anche la contraffazione dei cibi, prodotti stranieri che imitano il Made in Italy e le sue tradizioni, con slogan e colori in grado di richiamare, come specchietti per le allodole, il fascino del bel paese. Ecco allora spuntare sulle tavole l'asiago statunitense insieme al Cambozola, copia mal riuscita del più celebre e apprezzato Gorgonzola, e impavido resiste il Parmesan, affiancato da fusilli tricolori ma guarda caso confezionati in Austria, e ragù bolognese che arriva direttamente dalla terra dei canguri. Le nostre produzioni sono un patrimonio inestimabile fatto di tradizione, qualità e innovazione, ha detto il ministro delle politiche agricole Saverio Romano. Questo patrimonio, ha poi aggiunto, è quotidianamente minacciato da contraffazioni e frodi alimentari che procurano un danno enorme ai nostri produttori e ai consumatori di tutto il mondo. 4 gli organi di controllo attivati dal Ministero, l'Istituto Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi, il Comando Carabinieri, Politiche Agricole e Alimentari, il Corpo Forestale dello Stato, infine Guardia Costiera e Capitanerie di Porto. Un poker d'assi calato dall'Italia per intensificare i controlli, coordinarli e tentare di sradicare una volta per tutte le frodi alimentari. Allora, partiamo da una fotografia in generale della produzione Made in Italy. Quanto è importante in relazione al vostro settore rispettivo in questo momento per l'Italia, quanto è importante difendere i propri prodotti? Con riferimento all'Italia ovviamente, ma riferimento anche a Mantova. Chiarini, partiamo da lei. Certo, direi che è fondamentale. Ecco, i nostri prodotti italiani in genere sono prodotti che si caratterizzano per le elevate caratteristiche qualitative e diciamo così, come diciamo risvolto di questa caratteristica, ovviamente hanno dei costi di produzione molto superiori, ecco. Quindi ovviamente a fronte di una qualità riconosciuta dal consumatore riescono a ottenere dei vantaggi in termini di prezzo, vantaggi che devono ovviamente remunerare quelli che sono gli sforzi compiuti in termini di controlli e di garanzie di alimentazione di materie prime di partenza di particolare pregio. Quindi ovviamente si vanno poi a proporre sul mercato globale, hanno un appeal indubbio derivato dall'essere italiani, dal propagandare lo stile di vita italiano, che anche all'estero è sempre riconosciuto e apprezzato come uno dei migliori e dei più sani da tutti i punti di vista, però si trovano appunto a fronteggiare una concorrenza di questi prodotti che, come si diceva anche nel servizio,
imitano impunemente i prodotti italiani. Abbiamo bandiere italiane, nomi assonanti con nomi italiani, la fantasia diciamo non ha limiti in questo settore, e tutti questi prodotti, diciamo così, anche per esempio, appunto, non è stato citato nel servizio, noi abbiamo un problema anche in America con American Grana. In quel caso lì è proprio precisato che il prodotto è di una certa origine. Però ovviamente sia forme, dimensioni comunque, eccetera, ecco, ovviamente, perché poi dobbiamo pensare che mentre in Italia abbiamo una sensibilità molto accentuata su queste tematiche, quindi anche il consumatore è più avveduto anche mediamente nelle scelte che fa, all'estero con una platea di consumatori un pochino meno, diciamo, sensibili su queste tematiche, e anche con un panorama di prodotti offerti molto superiore a quelli che sono che possono essere qui in Italia, si fa presto a far confusione e essere indotti, ecco, in errore su quello che si sta effettivamente comprando. La stessa cosa succede per le carni, Caleffi? Sì, penso proprio di sì, anche se noi abbiamo, diciamo così, poca carne prodotta proprio italiana, no? Però almeno la nostra carne viene effettivamente allevata e prodotta in Italia. Viene salvaguardata, viene controllata dai servizi veterinari in particolare, quindi anche noi come associazione allevatori aggregata a noi abbiamo un consorzio di carni bovine DOC sul quale tendiamo a salvaguardare effettivamente tutti i nostri associati. Poi vedremo anche i controlli che vengono attuati. Ecco. Sì, sono molto rigidi, sono costanti nel tempo, viene salvaguardato l'allevatore nello stesso tempo, il consumatore come, diciamo così, diritto del consumatore finale ad avere delle carni effettivamente di qualità, ma i nostri tecnici stanno lavorando anche per vedere effettivamente ciò che arriva alla bocca dell'animale, e quindi, diciamo, partiamo effettivamente dal discorso alimentazione per arrivare successivamente a tutto l'allevamento e poi alla macellazione. Quindi il percorso completo. Ecco. Percorso completo. Questo discorso qua vale anche per il discorso del latte, mi associo un po' al collega Chiarini, perché noi siamo all'origine. Per fare il formaggio dobbiamo fare latte prima, e quindi i nostri prodotti devono essere per forza tracciati, ne parleremo anche più dettagliatamente dopo. Comunque il discorso parte dall'origine, l'animale deve avere un'anagrafe bovina, deve avere un'alimentazione altrettanto adeguata e salvaguardata per arrivare al caseificio e alla trasformazione finale. Certo. Poi il mercato ci darà più o meno ragione. In collaborazione con Consorzio Agrario Lombardo-Veneto. Fedeli alla terra. Il miglior grana padano lo trovate solo nel punto vendita del caseificio europeo a Bagnolo San Vito. Ed inoltre, a completare l'offerta del gusto, troverete carni suine, bovine e pollame provenienti dai nostri allevamenti garantiti. Caseificio europeo, meta ideale per palati esigenti, a Bagnolo San Vito.